Buonasera, ben ritrovati con la nostra edizione straordinaria. Questa mattina, come sempre, siamo arrivati in diretta per aggiornarvi sull'emergenza coronavirus, come ormai facciamo da più di 2 mesi, ma i fatti della giornata, i fatti di cronaca della giornata hanno stravolto quello che era la nostra scaletta iniziale. Vi abbiamo documentato minuto dopo minuto l'evoluzione di quanto accaduto tra Marghera e Malcontenta, le esplosioni e poi il grave incendio. Eccole qui le immagini all'interno di un'azienda di prodotti chimici. L'alta nube di fumo denso, nero, che si è propagata, visibile a diversi chilometri di distanza e che ha provocato il panico non solo a Marghera, anche nei comuni limitrofi, dove il vento ha sospinto l'odore acre che vi abbiamo raccontato nelle parole della collega Anna Maria Parisi, che si trovava insieme a Nicoletta Rizzetti proprio sul posto, quell'odore acre che appunto è stato percepito anche a diversi chilometri di distanza. Immediatamente è scattato il piano d'emergenza, sono suonate le sirene, è stato diffuso il messaggio ai residenti di stare chiusi in casa e di tenere porte e finestre chiuse. Il traffico intorno all'area è stato bloccato, sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, non solo da Mestre ma anche da Vicenza, da Padova, da Treviso, i tecnici del nucleo NBCR e poi naturalmente i tecnici dell'ARPAV, che hanno subito collocato nell'area le centraline di rilevamento. Il tutto insomma una situazione che è stata tenuta monitorata dalla Protezione Civile regionale e dal Comune di Venezia. Fortunatamente poi nel corso delle ore la situazione è tornata alla normalità. C'è però da segnalare, ci sono da segnalare due feriti che si trovano in gravissime condizioni, uno trasportato con l'elicottero all'ospedale di Verona e l'altro invece che si trova nel reparto grandi ustionati di Padova. Le loro condizioni sono gravi, hanno portato delle gravi ustioni. Ci auguriamo che le condizioni di questi due feriti possano migliorare. È stata appunto una mattinata difficile, di tensione, e va subito detto che l'allarme è rientrato, che le prime indagini dell'ARPAV, anche se l'assessore regionale Bottaccino lo ha spiegato in conferenza stampa e poi anche ai nostri microfoni, le sostanze rilevate possono richiedere tempistiche diverse per essere appunto rilevate. Alcune vengono immediatamente riscontrate, per altre sono necessari ulteriori approfondimenti. Ecco, dai primi rilievi dell'ARPAV è emerso che le ricadute a terra degli inquinanti sarebbero limitate allo stabilimento interessato dall'incendio. Naturalmente la situazione è sempre monitorata. È doveroso, prima di collegarmi con l'assessore che vedo già in collegamento, l'assessore del Comune di Venezia Simone Venturini, che avevamo avuto anche in collegamento questa mattina, che ci aveva aggiornato. Intanto lo saluto. Buonasera assessore, grazie per essere qui. Allora, mi perdoni, la faccio attendere proprio pochi secondi, perché è doveroso dare una informazione, perché come succede spesso in casi come questo c'è sempre chi ne approfitta, chi senza scrupolo diffonde messaggi infondati che seminano solo panico. Nel pomeriggio è arrivata una nota dell'Università Ca' Foscari di Venezia, nella quale c'è scritto: sta circolando, e ve lo confermiamo perché abbiamo ricevuto messaggi da telespettatori molto preoccupati, sta circolando un messaggio audio di un sedicente dipendente di Ca' Foscari con affermazioni relative all'incendio di Porto Marghera attribuite a Giovanni Finotto, direttore del Master Steps dell'Ateneo, del tutto prive di fondamento e mai rilasciate dal nostro docente. Diffidiamo dal dare credito a notizie simili che circolano nel web provenienti da fonti non accertabili. Dunque quel messaggio che alcuni stanno ricevendo tramite i social, via WhatsApp eccetera, è un messaggio assolutamente infondato. Assessore Venturini, purtroppo anche in questo caso, come è già accaduto per il coronavirus, come è già accaduto per il maltempo, non si perde tempo e c'è chi è pronto a creare panico e a diffondere notizie assolutamente infondate. Per questo sono fondamentali anche in questo caso i canali ufficiali per le notizie.
Assolutamente sì, buonasera a tutti. Intanto è assolutamente necessario riferirsi solo ai canali ufficiali, quindi i siti ufficiali, i social network ufficiali, le televisioni locali che svolgono in questo caso un lavoro importantissimo. E tra l'altro stanno girando anche dei finti video di appartamenti esplosi, in realtà non c'è nessun appartamento in zona, quindi gira un po' di tutto. È bene discernere, è bene trovare le informazioni solo nei canali ufficiali ed è bene anche non alimentare panico dove già c'è ovviamente preoccupazione, specie in questo momento storico in cui la tensione, insomma, i nervi sono a fior di pelle. Avete fatto bene a ribadirlo, solo le informazioni ufficiali, solo i canali ufficiali e solo le immagini e le foto che arrivano da canali ufficiali in questo caso. Allora, Assessore, il punto, gli aggiornamenti, abbiamo già dato nel corso della nostra lunga diretta il pericolo rientrato, quindi erano suonate appunto le sirene per informare i cittadini che fortunatamente la situazione era tornata alla normalità. Si sta comunque continuando ad operare nello stabilimento? Sì, ovviamente il grosso del lavoro, grazie al cielo, si è concluso e quindi il focolaio principale e i focolai ulteriori sono stati in qualche modo spenti, sedati. E il tema vero è ora mettere in sicurezza l'area perché quando si spegne un incendio di quelle proporzioni viene riversata molta acqua, molta schiuma, molte componenti che servono anche a spegnere l'incendio. È evidente che quell'acqua e quella schiuma deve essere contenuta per evitare che sversi poi nelle aree limitrofe, per evitare che vada nel terreno e per evitare che finisca nel vicino canale. Quindi c'è un lavoro anche di contenimento del danno ambientale che è tanto importante quanto lo spegnimento dell'incendio, ovviamente per evitare conseguenze ambientali negative. Fortunatamente i primi dati che stanno arrivando ci rassicurano, lo diceva bene anche lei prima, e quindi non ci sono particolari preoccupazioni in tal senso, però le esami continuano, i campioni stanno in questo momento venendo processati e quindi a breve sapremo con più chiarezza che tipo di sostanze e che tipo di rischio ci potrà essere, anche se fortunatamente, come dicevo prima, non dovrebbero essere particolari situazioni di pericolosità per il danno ambientale nell'aria. Ecco, alcuni cittadini ci hanno chiamati recentemente chiedendoci se possono uscire, se possono andare a fare una passeggiata, se possono riaprire le finestre. Naturalmente cittadini che abitano nell'area, non proprio però, insomma, nell'area vicino, ecco, a Marghera. Cosa possiamo dire loro? Sì, sì, beh, parlo da abitante dell'area anch'io ovviamente e di stare tranquilli, è cessato l'allarme e qualora ci fossero rischi questo allarme non sarebbe cessato, quindi evidentemente l'ho fatto anche io prima, insomma ho aperto la finestra e sono uscito dall'ufficio per andare poi anche verso la zona dell'incidente e sono rientrato poco fa, quindi da questo punto di vista il rischio è cessato, il lavoro lì continua appunto perché come dicevo prima il rischio oggi è lo sversamento di qualche materiale, acqua, schiuma e materiale dell'incendio nei terreni vicino, però sotto il profilo dell'aria oggi possiamo stare tranquilli. Purtroppo però ci sono 2 feriti in gravi condizioni e quindi un bilancio, insomma, sicuramente poteva avere conseguenze più gravi, però ci sono 2 persone che in questo momento stanno lottando tra la vita e la morte in ospedale. Avete notizie in tal senso, Assessore? Ma sono ovviamente in situazione molto grave e ovviamente auguriamo col cuore, insomma, con tutta la nostra partecipazione, una pronta guarigione e a loro, alle loro famiglie, insomma, di poter presto finire questo incubo in cui sono precipitati oggi. È evidente che per la dinamica dell'incidente, la violenza dell'incendio e dell'esplosione, non oso immaginare cosa volesse significare essere vicino a quelle fiamme, a quel calore e a quel botto. E questo interroga molto sicuramente e interrogerà molto chi dovrà fare le indagini, chi dovrà accertare le cause e le motivazioni di questo incidente, anche alla luce insomma di un allarme che i sindacati hanno lanciato, così come hanno ribadito oggi. Quindi ci dovremo andare fino in fondo, capire cosa è mancato, perché è mancato, dove ed eventualmente se è mancato qualche tipo di ulteriore sicurezza da introdurre nei dispositivi industriali, se è mancato qualcosa chi sarà chiamato poi a rispondere. Ovviamente noi ci auguriamo che le 2 persone coinvolte possano uscire quanto prima possibile con le loro gambe dall'ospedale. Ovviamente si porrà poi anche un tema grosso che ci preoccupa
notevolmente del dopo, perché rischiamo che restino gli scheletri dell'impianto e i lavoratori, e sono abbastanza persone, 40-50 persone almeno, che lavorano in quello stabilimento, rischiano di restare senza lavoro, perché senza stabilimento non c'è lavoro. Quindi sarà da fare un ragionamento anche molto urgente sulla continuità aziendale, dove è possibile, e capire che intenzioni ha l'azienda nel territorio, perché non vorremmo che oltre il danno ci fosse anche la beffa. Assessore, naturalmente passato il momento più critico dell'emergenza, si sa che in queste circostanze poi restano le polemiche, le discussioni. Oltre che sulla sicurezza, e questo poi sarà la domanda successiva che le farò, qualcuno lamenta il ritardo nel dare l'allarme, quindi nel far suonare le sirene, nell'avvertire tutta la cittadinanza, e questo avrebbe scatenato il panico, perché i cittadini sarebbero rimasti a lungo tempo, da quello che si dice, per lungo tempo, scusi, inconsapevoli di quello che stava accadendo, vedendo poi quella nube nera che si alzava senza sapere cosa stava succedendo e quindi continuando comunque ad uscire. Sì, in questi casi i vari sistemi di allarme con le varie intensità, i vari canali di comunicazione, dalle sirene all'allerta SMS ad altri tipi di allerta, sono normati da rigidi protocolli. Non è una scelta del primo sindaco del comune o del primo funzionario di turno. Richiedono dei vari livelli di autorizzazioni prima di essere lanciati, richiedono una concertazione tra vari enti. Di solito quando c'è un incendio di queste proporzioni, prima arriva una o due unità di pronta risposta per accertare de visu la situazione in loco, poi ovviamente in base a quello che accertano i primi arrivati danno eventualmente il via o chiedono di potenziare il sistema di allarme e arrivare a un allarme generale. In particolare il sistema di allarme per il rischio chimico di Marghera richiede vari step in tal senso, quindi non può essere attivato al primo che passa, insomma, e quindi i tempi non sono scoppia un incendio, il secondo dopo parte il sistema d'allarme, ma richiedono delle procedure molto complesse per evitare che a ogni incendio si allertino 500.000 persone nell'area metropolitana. In questo caso si sono attivati questi protocolli, le sirene a Marghera sono suonate una volta accertata la gravità dell'incendio, e il Comune di Venezia, anche un po' insomma forzando la mano, utilizzando dei canali che non sono solitamente usati per questo tipo di allarme, penso agli SMS per l'acqua alta, penso alle telefonate a casa, ha comunque raccomandato non solo ai cittadini di Marghera ma all'intero Comune di Venezia e ai comuni limitrofi di chiudere le finestre. Forse un eccesso, forse qualcuno si sarà sentito spaventato da questa nostra richiesta, anche se abitava in un'isola o abitava distante, però ci è sembrato essere in questo caso meglio un po' più prudenti rispetto a sottovalutare l'allarme. Quindi abbiamo chiesto, seppur questo può aver generato un allarme più grande più diffuso rispetto alla sola cittadinanza di Marghera, abbiamo voluto chiedere, in attesa di capire bene di che tipo di sostanza si trattasse, di chiudere le finestre e chiudersi in casa o nei luoghi chiusi. Quindi abbiamo forse ecceduto in questa precauzione, però ripeto, in questi casi è meglio eccedere un attimino piuttosto che pentirsi il giorno dopo. Tutto ha funzionato quindi come doveva andare? Per quanto riguarda la macchina dell'emergenza per il comune? Sì, per l'allarme sì, forse nelle procedure invece a monte dell'incendio, del perché c'è stato l'incendio, ovviamente oggi non so dirglielo, non aspetta nemmeno a me dirlo, ci saranno perizie, indagini e assoluti controlli da parte delle forze dell'ordine, e lì ci diranno invece cosa è mancato, se è mancata sicurezza, se è stato un errore del tecnico, un errore umano, un errore invece dell'azienda, un errore nelle procedure, una fatalità. Ecco, ci sono varie ipotesi che dovranno essere vagliate da chi è chiamato a farlo, e ci daranno presto delle risposte. Questo più in generale si pone il tema del continuo processo di riconversione di Porto Marghera, che è iniziato molti anni fa, che non è concluso evidentemente e non si concluderà nemmeno domani, è un processo continuo, e questo incidente dovrebbe forse richiamare tutti
a una maggiore attenzione su questo tema. È un tema che non può essere solo sulle spalle del solo comune di Venezia, è un tema che non interessa solo i cittadini di Marghera, ma è un tema di preminente interesse nazionale. Porto Marghera è uno dei siti industriali più grandi del paese, è un motore economico importantissimo e il processo di riconversione, che va di pari passo poi col processo anche di bonifica ambientale, deve essere una priorità dello Stato. Su questo è evidente che servono finanziamenti, serve mandare avanti alcuni protocolli legati alle bonifiche che, avendo cambiato vari governi negli ultimi anni, sono sempre un po' poi saltati, rallentati, finiti in un cassetto, i finanziamenti arrivano a singhiozzo. Ricordo che è ancora da completare tutto il marginamento di Porto Marghera al lato laguna, e quindi ad oggi questa grande opera che è iniziata è quasi finita, siamo al 95%, manca un pezzettino per essere conclusa e per evitare che tutte le acque che vengono filtrate dal terreno del Porto Marghera poi si sversino in laguna. Ecco, questi soldi arrivano col singhiozzo, speriamo che arrivino tutti per poter finire quest'opera. Assolutamente, assolutamente ce lo auguriamo. Grazie, io ringrazio l'assessore Simone Venturini, l'assessore del Comune di Venezia, per averci aggiornati ulteriormente. Grazie assessore, buona serata, buon lavoro naturalmente. Dunque sì, chiaramente questo incidente riaccende tutta la discussione intorno a quanto sia delicata quell'area e a tutti quei ragionamenti di riconversione e di recupero di quell'area che ricordiamo essere proprio a ridosso poi del patrimonio di Venezia. Vorrei farvi vedere le immagini, se la regia mi aiuta, di quello che è rimasto adesso, quello scheletro di cui parlava proprio l'assessore Venturini. Queste sono le immagini una volta spente le fiamme, e vedete insomma i vigili del fuoco, la protezione civile e il fumo che circonda lo scheletro, quello che rimane della struttura andata distrutta dalle fiamme. Queste sono foto che arrivano proprio dall'interno dello stabilimento interessato dall'esplosione e poi dal rogo di questa mattina. Tutto è accaduto intorno alle 10 e poi insomma per diverse ore ci sono state una serie di notizie, di aggiornamenti. La situazione era in evoluzione, poi fortunatamente è rientrato. Questa è un'altra immagine, questa vedete il camion dei vigili del fuoco al lavoro con le autobotti per spegnere gli ultimi focolai, e vedete appunto la devastazione provocata prima dalle esplosioni e poi dall'incendio, che è stato quasi subito circoscritto dai vigili del fuoco, mentre ci è voluto più tempo per avere la meglio all'interno. L'assessore Bottaccina ha parlato di un intervento complicato, delicato, e quindi ci è voluto tempo proprio per spegnere le fiamme che, anche a causa dei prodotti utilizzati all'interno dell'azienda, fiamme che a volte sembravano spegnersi e poi ritornavano ad alimentarsi. Quindi c'è stato anche, si è parlato di un rischio che potevano esserci ulteriori esplosioni come quelle che si sono verificate all'inizio. Questo fortunatamente non si è verificato. Il pronto intervento appunto degli uomini e dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il più possibile il propagarsi delle fiamme e quindi anche ulteriori conseguenze che potevano essere davvero più gravi, perché pensiamo che in quel momento all'interno dell'azienda c'erano almeno una trentina di operai in turno e quindi poteva esserci davvero un bilancio più grave. Ci sono comunque 2 persone rimaste gravemente ferite che si trovano ricoverate negli ospedali di Verona e Padova con ustioni diffuse. Come detto, si riaccendono le discussioni e si riaccende la polemica su quella che è la realtà di quell'area, e oggi durante la nostra diretta Anna Maria Parisi ha avvicinato il presidente della municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin, arrivato sul posto per vedere di persona quello che stava accadendo, e sentiamo quelle che sono le sue parole proprio su questo tema. C'è un'emergenza sicurezza degli impianti che non è affatto cessata con l'incendio spento. Sì. Dura da tempo, è stata denunciata dai sindacati, dai lavoratori, dagli ambientalisti, dalla municipalità di Marghera ripetutamente, proprio in questa fabbrica.
e la si è voluta ignorare. E questo è il risultato. Questo è il risultato. Ma c'è un problema più strutturale che riguarda molti impianti che potrebbero creare problemi analoghi. Bisogna investire su Marghera, sulla sicurezza e sulla riconversione, perché la sicurezza ci garantisce e la riconversione ci dà un futuro. Non possiamo vivere così, dobbiamo creare una svolta sostenibile, tecnologica, capace di creare lavoro in sicurezza, che è quello che oggi manca. Noi chiediamo che si accerti anche cosa è uscito, cosa è finito nell'aria. Sottolineo che l'allarme, le sirene sono suonate 40 minuti dopo che è scoppiato l'incendio, quando tutta la città vedeva la nube. Le voci si rincorrevano, ovviamente anche le più incontrollate, no? E la gente aveva paura, era in giro ancora 40 minuti dopo. Quindi questa intempestività bisogna superarla, bisogna raccordare anche gli strumenti di allarme che diano immediatamente il messaggio che doveva essere dato questa mattina. Quale adesso nell'immediatezza le misure che adotterete? Che cosa accadrà da oggi a domani? Beh, ripeto, la prima cosa è mettere in sicurezza il sito teatro del disastro, anzi la prima cosa è sperare che migliorino le condizioni delle persone ferite, degli ustionati, mettere in sicurezza il sito teatro del disastro, capire la dinamica naturalmente e accertare subito l'impatto ambientale di quello che è uscito dall'incendio. Oggi la cosa importante è mettere in sicurezza il sito. Naturalmente la messa in sicurezza dell'area sarà il passo successivo, una volta rientrata l'emergenza, la fase più critica, e capire che cosa accadrà. E giustamente l'assessore Venturini faceva presente come adesso ci potranno essere anche delle ricadute dal punto di vista occupazionale per quei lavoratori che lavoravano sia come dipendenti ma anche come ditte esterne all'interno dello stabilimento, che potrebbero adesso avere problemi lavorativi. Staremo a vedere naturalmente che cosa accadrà nelle prossime ore. È intervenuto anche il senatore capogruppo PD della Commissione Ambiente del Senato, Andrea Ferrazzi, che tra l'altro avremo ospite nella nostra edizione straordinaria di questa sera via Skype, che ha detto: non è tollerabile quanto avvenuto questa mattina, a maggior ragione visto che il tema della sicurezza, compresa l'efficacia degli estintori, era stata posta da tempo dagli stessi lavoratori. La sicurezza dei cittadini e dei lavoratori deve essere al centro di tutto, il resto viene dopo. Va garantita, continua il senatore Ferrazzi, una seria politica di sicurezza di tutti gli impianti nel nostro territorio. Ancora, a maggior ragione in quelli pericolosi. Ringrazio tutti gli operatori che sono prontamente intervenuti per evitare un disastro ancora peggiore. Ai lavoratori e alle loro famiglie la più sentita vicinanza. Insomma, è un tema, l'abbiamo detto, che si ripropone puntualmente quando purtroppo accade un incidente in un'area così delicata come quella di Marghera. Tra pochi minuti ci collegheremo anche con il sottosegretario all'economia nonché candidato sindaco del comune di Venezia, Pierpaolo Baretta, per avere un commento naturalmente su questo, su quanto accaduto, su quelle che dovranno essere le misure messe in campo anche proprio come esponente del governo, ma naturalmente chiederemo anche delle novità per quanto riguarda il decreto riaperture, perché oggi in qualche modo quelle che sono le novità che si aspettano alla luce di quanto accaduto a Marghera sono un po' passate in secondo piano, ma non dimentichiamoci che oggi è stato il giorno del Consiglio dei Ministri, con il Premier Conte che doveva proprio illustrare i contenuti del decreto ripartenza e riaperture, quindi con quelle che saranno le misure previste. Resta un'incognita legata alle linee guida dell'INAIL. Oggi abbiamo seguito in diretta come sempre anche la conferenza stampa del governatore Zaia, che faceva presente come durante proprio una videoconferenza questa mattina con il Premier Conte, i ministri Speranza e Boccia, abbia chiesto che laddove le regioni non abbiano adottato delle proprie linee guida di sicurezza vengano adottate quelle nazionali, ma
come nel caso del Veneto, già la Regione abbia provveduto con i propri esperti a tracciare dei paletti, delle linee guida ben precise, si possono adottare quelle regionali, quindi che venga data anche questa sorta di autonomia alle regioni nell'applicare quelle che saranno poi le misure previste nel nuovo DPCM, che lo ricordiamo sarà accompagnato da un decreto che darà appunto la possibilità alle regioni, in autonomia, tenendo sempre sotto controllo la curva epidemiologica, di intervenire e di anticipare eventuali riaperture. L'attenzione è puntata naturalmente sui bar, sui ristoranti, sui parrucchieri, estetisti, negozi, centri commerciali e poi tutto quel settore che ha a che fare con la cultura, per cui pensiamo ai musei, ai teatri. Per cui insomma ci sarà molto da capire, e forse abbiamo il servizio proprio con le novità emerse oggi in conferenza stampa. Mi dicono di no. Aspettiamo di capire appunto anche con il sottosegretario Baretta se quali saranno le misure che verranno adottate. Il 18 maggio è la data fatidica, mentre si parla del 3 giugno per gli spostamenti tra regioni. Al momento dunque sarà possibile spostarsi dalle indiscrezioni, perché stiamo parlando di indiscrezioni che al momento stanno circolando sui siti, perché non c'è ancora una nota ufficiale di Palazzo Chigi, non sappiamo ancora se il Premier Conte parlerà in conferenza stampa questa sera o se invece illustrerà i contenuti di questo decreto domani. E da quello che si capisce gli spostamenti tra regioni saranno possibili dal 3 giugno, bisognerà capire anche in che modo, ovvero se saranno tra regioni vicine che hanno la stessa situazione epidemiologica, o se, come stava emergendo nelle ultime ore, che possano esserci degli spostamenti in tutto il paese, tranne eventuali provvedimenti di ogni singola regione che decida, per tutelare i propri territori, di chiudere i confini, o laddove si creino, e ci auguriamo che non accada più, nuovi focolai di contagio, e quindi creare delle nuove zone rosse. Staremo a capire questo. Al momento quindi sembra che ci si potrà spostare all'interno della propria regione, sembra che all'interno della propria regione si possa raggiungere anche la seconda casa, non più solo per situazioni di emergenza, ma anche per soggiornarvi, mentre la seconda casa fuori regione si potrà raggiungere, ma solamente per casi di emergenza, di necessità, che dovranno essere comprovati con un'autocertificazione che non sarà più necessaria all'interno dei confini regionali, ma che sarà necessaria invece per gli spostamenti fuori regione, per i motivi che ormai conosciamo, e sono quelli per salute, per motivi di lavoro e motivi inderogabili. In quel caso l'autocertificazione sarà necessaria, non sarà più necessaria all'interno della propria regione. Si potrà tornare ad incontrare anche gli amici, quindi non solo i congiunti. Tutto questo però sempre nell'ottica del distanziamento sociale, dell'uso della mascherina, che resta obbligatoria, e lo ricordiamo, resta obbligatoria anche fuori, anche all'aperto. Alcuni cittadini ieri ci hanno chiamato dicendo: sono andata a fare una corsa, c'era chi correva senza mascherina, e quando gliel'ho fatto presente ci hanno detto: ma tanto fuori non serve. No, l'ultima ordinanza regionale, che poi verrà naturalmente rinnovata dal presidente Zaia, l'ultima ordinanza regionale comunque prevedeva che una volta usciti dal proprio domicilio fosse necessaria indossare la mascherina nel modo corretto, quindi coprendo bocca e naso, non usandola come una sciarpa, e quindi sono misure che resteranno obbligatorie e fondamentali in questa fase di convivenza che non sappiamo ancora quanto durerà, con il virus che c'è, che continua a colpire, che continua a mandare le persone in ospedale, che continua purtroppo a provocare vittime. Quindi resta fondamentale la consapevolezza che la responsabilità adesso è nelle mani dei cittadini, e poi gli viene data una fiducia, una grande fiducia, con queste aperture che sono necessarie per rilanciare economicamente il paese, che si trova in una fase davvero drammatica per alcuni settori. Quindi fondamentale ripartire, ma ripartire con la consapevolezza che siamo noi adesso i protagonisti e quindi i responsabili del nostro futuro. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo per tutti gli aggiornamenti sull'incendio di Marghera e sulla emergenza coronavirus. A tra poco.
Rieccoci in diretta, la nostra edizione straordinaria che vi accompagnerà fino alle edizioni serali dei nostri telegiornali. Abbiamo aperto, e come abbiamo fatto per tutta la straordinaria di questa mattina, con gli aggiornamenti, le novità sul tremendo incendio scoppiato questa mattina all'interno di un'azienda chimica di prodotti chimici a Marghera, Malcontenta. Una enorme nube nera che si è alzata in cielo, vista a diversi chilometri di distanza, 2 le persone ferite in gravissime condizioni, uno è stato trasportato a Padova, l'altro a Verona. Si tratta di 2 giovani uomini che apparterrebbero a delle ditte esterne che lavoravano per questa azienda. Si tratta di un giovane rumeno di classe 1990 e di un indiano del 1987. Altri lavoratori poi si sarebbero recati in maniera autonoma al pronto soccorso per accertamenti, perché insomma abbiamo visto la nube nera che si è alzata e quindi inevitabili insomma possibili episodi anche di o lievi ferite o comunque principi di intossicamento per chi era presente nell'azienda. Allora vedo collegato, e lo ringrazio, il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, nonché candidato sindaco del comune di Venezia. Buonasera sottosegretario. Sì, si tratta di un fatto molto grave che ci ha tutti quanti coinvolti in maniera anche emotiva. Purtroppo il primo pensiero va ai 2 lavoratori che sono stati gravemente feriti da questa vicenda, e mi auguro ovviamente che possano superare questa difficoltà, e voglio a loro 2 personalmente, alle loro famiglie, testimoniare tutta la solidarietà personale ma anche dell'intero governo. Purtroppo questo incidente non doveva succedere, perché alcuni mesi fa proprio le maestranze di questa azienda avevano denunciato i rischi, e quindi è evidente che bisognerà capire bene che cosa è successo, e soprattutto bisogna che adesso rapidamente ci venga detto quali sono le conseguenze di questo incidente, quali sono le conseguenze per l'ambiente a seguito di quanto è avvenuto questa mattina. Ma ahimè bisogna fare una riflessione più generale. È evidente che per Marghera la questione ambientale è sempre all'ordine del giorno. Noi dobbiamo rendere compatibile assolutamente la vita dei lavoratori e anche delle imprese con l'ecosistema nel quale viviamo. Venezia con i suoi monumenti, Mestre con la sua popolazione, Marghera stessa, hanno bisogno di sicurezza. Quindi traiamo ancora una volta una lezione da questo dramma, ma facciamo in modo che ci siano tutte le certezze, tutti i provvedimenti e anche tutta la tempestività nell'avvisare in caso di difficoltà la cittadinanza e le persone coinvolte. Che ha diffuso a ridosso dell'incendio, ha proprio sollevato anche questo aspetto, quello dell'importanza che i cittadini che vivono nelle zone potenzialmente a rischio vengano avvertiti in tempo reale. Assolutamente. Bisogna studiare delle formule, se qualcosa non avesse funzionato bisogna correggerlo, bisogna vedere cosa si può fare, e credo che la tecnologia moderna ce lo consenta. E quindi è un dovere di tutti, lo Stato, la Regione, il Comune, tutte le autorità competenti. Bisogna coinvolgere di più e dare più potere alle municipalità, alle strutture di territorio che sono in grado in questo modo di conoscere le situazioni e ascoltare le loro osservazioni, anche le loro denunce, ma anche le loro proposte. Credo che sia utile che a questo punto un confronto sull'intero problema di Porto Marghera, la sicurezza e l'ambiente si apra in maniera serena, a maggior ragione con le difficoltà economiche che abbiamo in questo momento, ma all'ordine del giorno va messa sicuramente la sicurezza di questo importante, nonostante le sue difficoltà, importante centro di lavoro, ma è fondamentale che ci sia un'idea di futuro. Io propongo un confronto a tutto campo con tutti coloro che hanno competenza e autorità
maggioranze, opposizioni, qui non c'è nessuna distinzione da fare, bisogna essere tutti di fronte a questa urgenza. Un tavolo per Marghera, ma non solo un tavolo per lo sviluppo, un tavolo sviluppo e sicurezza mi pare assolutamente necessario nell'ambito di un'idea di futuro di Venezia. Il ragionamento sul futuro di Marghera è da anni che si fa, da anni che ci sono progetti. Questo, quanto accaduto, deve spingere a schiacciare il piede sull'acceleratore, quindi accelerare questo processo di cui lei sta parlando, sottosegretario, fondamentale. Assolutamente sì. Non abbiamo più bisogno di lezioni. Abbiamo avuto l'acqua alta a novembre, abbiamo avuto il coronavirus, abbiamo avuto l'incidente di questa mattina. Venezia è ulteriormente scossa da queste tre tragedie l'una dopo l'altra, ma non bisogna solo affidarsi al caso. Qui sono tre questioni sulle quali a questo punto bisogna dare risposte. Sulla prima, completando tutto ciò che c'è da fare per evitare i rischi di essere travolti da ulteriori problemi di acqua alta. Abbiamo portato come governo a Venezia il centro di studi per i cambiamenti climatici, perché tutte le città esposte sull'acqua, tutte le città del mondo sono preoccupate dei cambiamenti climatici. Facciamo di Venezia il luogo nel quale si studia in maniera avanzata questi cambiamenti e si studiano le soluzioni. Abbiamo la necessità di affrontare il coronavirus con risposte soprattutto per il nostro turismo, innalzando la qualità. Abbiamo, dopo l'esperienza di questa mattina, assolutamente evidente quanto è urgente un'idea di sviluppo anche economico ed industriale che rafforzi soprattutto a Marghera e nelle molte aree che ha ancora una attività economica nuova, innovativa, che sia meno sottoposta a rischi ambientali. Certo è un processo lungo, di lunga trasformazione, ci vorranno risorse, ma questa è la strada da praticare. Dobbiamo esserne assolutamente convinti e prepararci ad un'epoca diversa che va condotta anche con questa prospettiva e anche con un'energia positiva, perché altrimenti, se non affrontiamo queste tre cose insieme, il futuro di Venezia potrebbe essere compromesso, mentre invece se le affrontiamo c'è un futuro assicurato, come peraltro è nella sua storia, ma non sono separabili tra loro. Episodi, lei ha ricordato giustamente l'acqua grande di novembre e poi c'è questo episodio qui di questa mattina, insomma, che dimostrano la fragilità ma di un territorio così importante come quello veneziano, fragile ma altrettanto forte per tutte le sue ricchezze, per tutte le sue peculiarità e sulle quali bisogna soffermarsi e dare la massima attenzione. Sì, assolutamente, anche perché le risposte che dobbiamo dare di sicurezza devono anche coincidere con l'idea e la comunicazione che Venezia non è una città morente, è una città che ha una vita propria, che è esposta a molti problemi proprio perché da un lato è fragile, ma dall'altro è fortissima perché è la città più interessante del mondo. Abbiamo visto in questo mese di coronavirus la straordinaria bellezza di una città che però non ci accontenta, perché noi vogliamo che ci sia anche una vita economica, e abbiamo visto quanto è necessario che questa fragilità si trasformi però in una forza. Voglio dire senza nessuna retorica che la storia della nostra città è esattamente questo: momenti di grande difficoltà e grande capacità di reazione, sia certamente con gli aiuti che possono venire dallo Stato, da fuori, ma anche con una forte capacità di imprenditività che noi veneziani abbiamo sempre avuto. Questo è un momento straordinariamente difficile ma anche straordinariamente importante. Dobbiamo darci una strategia convinta e anche concreta. Ecco perché io penso che su questi tre aspetti presi insieme, la gestione dell'ecosistema, il rilancio in particolare del turismo e delle attività economiche del dopo coronavirus, e Marghera e tutte le attività limitrofe, penso a Mestre, siano i tre grandi temi su cui impostare un ragionamento a tutti i livelli, chiedendo anche allo Stato, ma non solo allo Stato italiano. Qui c'è anche una dimensione europea
per la Presidente von der Leyen, quando nel suo discorso di inaugurazione ha citato una sola città, ha citato Venezia. Eravamo vicini all'acqua alta, quindi era comprensibile, ma non avvengono per caso queste cose. Il Presidente Mattarella nel messaggio di Natale ha citato una sola città, ha citato Venezia. Sono segnali di un'attenzione internazionale e nazionale che c'è, che va consolidata. Noi abbiamo l'unica città d'Italia che ha una legge speciale, utilizziamola a tutto campo proprio per avere risorse stabili. Ci sono state in questi anni, sono arrivate molte risorse, ma non bastano mai. Bisogna che soprattutto non siano sporadiche, ma siano stabili. Utilizziamo la legge speciale come la piattaforma dentro la quale costruire le risposte a queste grandi domande. A tutto questo, sottosegretario, si è aggiunto il dramma del coronavirus che ha colpito non solo Venezia ma tutto il paese. Gioco forza, visti i fatti, è passato un po' in secondo piano, ma oggi è stato il giorno del Consiglio dei Ministri per il decreto rilancio. Gli italiani sono in attesa di capire quali saranno le novità. Ci può dare qualche anticipazione di cosa accadrà dal 18 maggio, visto che già sui siti girano tante notizie e stiamo aspettando di capire, di avere conferme ufficiali? Ma è in atto anche un Consiglio dei Ministri, ma è in atto anche un costante rapporto con le regioni per trovare dei punti di incontro o differenziati o anche omogenei a seconda dei casi e delle situazioni. Devo dire che si parla molto del confronto tra Stato e regioni, ci sono ovviamente dialettica, come è naturale che sia, ma alla fin fine si è sempre trovato un punto di incontro. Non è un caso che lo Stato, il governo abbia impugnato soltanto due provvedimenti, quello della Calabria e quello di Trento, e non gli altri, nemmeno quello del Veneto, perché comunque pur nella dialettica lo schema generale era compatibile. Adesso siamo al momento clou perché si sta concludendo l'iter delle chiusure. Certo, le regole di distanziamento in alcuni casi sono severe, quindi faticose, ma guardate, noi eravamo il primo paese al mondo, lo siamo stati per un lungo periodo, il primo paese al mondo per contagio, adesso siamo al quinto, quindi vuol dire che le fatiche che abbiamo fatto qualche risultato lo hanno dato. Dobbiamo fare gli ultimi sforzi, farli condivisi, discutendo con le categorie economiche, non esasperare neanche da parte di chi deve stabilire le regole dei provvedimenti che non fossero applicabili. Offriamo ad esempio il più possibile di plateatico ai ristoratori, infatti non a caso nella manovra varata ieri c'è un intervento per togliere la tassa relativa. Facciamo in modo che ci sia quindi nella fatica attuale un percorso che ci porti nel giro delle prossime settimane a una riapertura complessiva con regole di sanità molto serie, sapendo che comunque la riapertura non basterà perché la crisi economica è dura. Molti operatori economici ce lo ricordano ogni giorno, ogni minuto, e cioè che non basta riaprire perché la ripresa sarà graduale e lenta, e noi dobbiamo quindi da un lato, come stiamo facendo, aiutare le situazioni di emergenza e dall'altro favorire questo rilancio e questa ripartenza. Per questo io mi auguro che tutto avvenga in una forte concordia tra le diverse istanze dello Stato e, ripeto, pur nella dialettica poi alla fine ci si aiuti tutti a togliere il disagio possibile agli operatori economici. Ecco, è stato varato il decreto rilancio Italia, importante importante stanziamento di risorse per imprese e famiglie e cittadini. Le categorie hanno accolto positivamente queste risorse, hanno però puntualizzato l'importante è che i tempi siano rapidi, cioè che arrivino in tempi brevi per dare proprio ossigeno. Sì, hanno ragione, perché è evidente che c'è un rapporto diretto tra le decisioni e i loro effetti. Certo, non l'abbiamo negato, bisogna anzi dirlo per correttezza, ci sono stati dei ritardi, soprattutto in ordine a due voci.
una la cassa integrazione guadagni, e infatti abbiamo scelto di modificare il sistema. Lì le responsabilità sono state di tutti, delle regioni, dell'INPS, dello Stato. Inutile fare, come dire, la gara a chi non le ha avute le responsabilità. Abbiamo semplificato il processo. Oggi le imprese possono chiedere direttamente all'INPS la cassa integrazione e ricevere entro un paio di settimane un anticipo per poi arrivare al saldo più avanti, ma è un modo per consentire che intanto le persone abbiano un primo sussidio, un primo ritorno alle loro esigenze. Ma anche l'altro elemento di ritardo sono state la parte della liquidità delle banche. Noi stiamo intervenendo in queste ore proprio perché nel Parlamento, dove si sta discutendo la conversione del decreto, ci siano alcune modifiche che possono consentire di rendere più agile e anche più convincente questa parte della liquidità, la prima delle quali è una certificazione che quindi consenta poi alle imprese, alle banche, di non avere più delle preoccupazioni eccessive, perché quando c'è il 100% di garanzia dello Stato e quando c'è una certificazione che dice, chi chiede il credito dice io sono pronto nei tempi e nei modi a restituire, deve bastare. Ma soprattutto la seconda è: io sto lavorando a un allungamento da 6 a 10 anni almeno dei tempi di rientro. Sappiamo che questa è una richiesta fatta soprattutto dalle piccole imprese che hanno bisogno di un tempo migliore, più lungo di rientro, perché 6 anni non sono pochi, ma non sono sufficienti in una situazione di crisi di questo tipo. Portare questo tempo di rientro a 10 anni dà un respiro diverso. Sono due provvedimenti che vanno nella direzione che veniva detta, cioè rendere più agevole e più rapido l'erogazione delle varie tipologie di risorse, anche per la parte dei 600 euro che adesso arrivano a 1.000 con questo nuovo provvedimento. Siccome è la stessa platea di prima, sarà certamente molto più rapido, non c'è bisogno di fare nuove domande, sarà molto più rapido l'erogazione. Però il tema della semplificazione e il tema della possibilità che ci siano rapidità è un tema strategico che questa emergenza ci ha dimostrato in tutta la sua problematicità, ed è un tema che non dobbiamo abbandonare. Guai se, finita l'emergenza, ritornassimo come prima e non fossimo in grado di migliorare molto a livello centrale, a livello periferico, a livello locale, ovunque, tutti i processi di gestione del rapporto tra lo Stato e i cittadini e le imprese. È un tema davvero che deve impegnarci. Io credo che sia uno dei temi che è emerso con più forza e anche con più problematicità dei limiti che abbiamo riscontrato. Grazie davvero al sottosegretario Pierpaolo Baretta, grazie per il suo intervento e buon lavoro naturalmente. Grazie. A presto, grazie, buona serata e buon lavoro, grazie al sottosegretario Baretta. Siamo ormai in chiusura, un flash tornando all'incendio di questa mattina a Marghera con una interrogazione urgente che il senatore del PD Andrea Ferrazzi ha presentato al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Salute, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dello Sviluppo economico, dove si chiede che iniziative a ogni ambito di competenza dei vari ministeri si intendano immediatamente adottare per individuare le cause e le responsabilità di quanto accaduto, e ancora quali urgenti iniziative si intendano porre in essere per accertare le ricadute e gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente, le azioni di monitoraggio che si intendono avviare con la dovuta urgenza per verificare quali pericoli esistano tuttora per la salute, e poi quali iniziative si intendano mettere in campo per garantire a tutti i lavoratori impiegati negli impianti dell'area adeguate forme di tutela, e poi se i ministri interrogati intendono affrontare in sinergia tra loro il non più eludibile tema di garantire una politica di sviluppo in chiave Green New Deal per l'area, ed infine quali iniziative si intendono assumere per ripensare il sistema di allarme per la popolazione dell'area di Marghera, quindi un allarme che avverta del pericolo. Questi dunque i punti individuati dal senatore Ferrazzi nell'interrogazione
urgente. Si chiude qui questa edizione straordinaria, adesso pochi minuti di pubblicità e poi iniziano le nostre edizioni serali. Partiamo con l'edizione del Veneto e naturalmente in primo piano tutti gli aggiornamenti sul terribile incendio di questa mattina a Marghera. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a pochissimi minuti con l'edizione del Veneto. Grazie, buona serata.